Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati come al solito in questo nuovo video. Oggi ci vediamo in questa partita spettacolare in cui il grande, unico, mitico, ineguagliabile, insuperabile, devastante, basta, campione, il grande Kasparov giocò questa partita, una grande partita di attacco ed era particolarmente infuriato. Andiamo a vedere le mosse col bianco Kasparov, dall'altro lato abbiamo Henderson di 4, cavallo F6, C4, E6, cavallo F3, B6, ovest, indiana per il nero e A3. Su questa mossa ci soffermiamo un attimo perché A3 fu una delle mosse più adottate da Kasparov, nonostante per molti le spinte come H3, A3 sono una perdita di tempo, spesso e volentieri Kasparov le utilizzava al posto di sviluppare i pezzi, così come dice la teoria degli scacchi, spesso e volentieri giocava a 3. Tant'è che la giocava così tanto che questo viene talvolta chiamato sistema Kasparov, impianto Kasparov. Quindi l'idea è quella di evitare tutte le rotture dell'alfiere su B4 e di conservare l'importantissimo cavallo C3. Ok, andiamo avanti, alfiere B7, con l'idea di prendersi questa bellissima diagonale e ovviamente supportare anche il cavallo sulla casa in E4, cavallo C3 e ora subito cavallo in E4. Mossa interessante, anche se forse sarebbe stato preferibile a questo punto continuare il proprio sviluppo, continuare a sviluppare il proprio alfiere, ma cavallo E4 è la mossa che è stata giocata. Kasparov a questo punto poteva decidere o di giocare cavallo donna di 3 con l'idea di attaccare due volte questo cavallo e di difendere questo cavallo, così si sarebbe potuto catturare di donna senza creare impedonature, oppure la mossa che decide di giocare è questa, come se avesse guadagnato un tempo, perché adesso sta guadagnando un altro tempo perché questo alfiere è dovuto correre al centro scacchiere per ricatturare, e adesso viene giocata un'altra mossa di sorpresa. Qui era buona assolutamente anche D5, ma viene giocata cavallo in D2. Il cavallo viene tolto dalla sua posizione per minacciare questo alfiere, che ora deve scegliere se ritornare in fianchetto o se andare in G6. Dipende quale diagonale vuole controllare il nero. E il nero decide di andare in G6. E proprio per questa ragione, dato che il nero ha lasciato questa bellissima diagonale, ora non bisogna giocare E4, sviluppo dell'alfiere in E2, eccetera, eccetera, ma la mossa più corretta è G3, con l'idea di impossessarsi di questa bellissima diagonale che il nero ci ha gentilmente concesso. Il nero gioca cavallo C6 per prevenire e per chiudere anche questa forte diagonale dell'avversario di Kasparov, facendo pressione sul pedone in D3, E3, A6 e ora B4. Si inizia a espandersi sull'ala di donna, probabilmente si giocherà alfiere in B2, segue B5 e ora cattura su B5, cattura su B5. Ovviamente questo pedone sembra catturabile, ma al momento non è possibile, poiché dopo la cattura su B5 seguirebbe cavallo per B4 e il cavallo ovviamente non può essere catturato perché altrimenti si perde la torre e questo cavallo può venire a fare danni poiché è supportato dall'alfiere. Quindi questa mossa sarebbe un gravissimo errore. C'è sempre comunque la minaccia della cattura sul pedone, perciò si gioca alfiere in B2 per connettere la donna alla torre e questo giochino non si può più fare. Viene giocata ora cavallo in A7. Cavallo A7 è una mossa sbagliata a tutti gli effetti, poiché c'è un cavallo a bordo scacchiera, ha chiuso la colonna che era semi aperta della torre e non si capisce bene quale sia l'idea. In realtà c'è un'idea e se la andiamo ad analizzare è molto molto carina. Il problema è che è un po' troppo lenta e giocare dei piani lenti contro Kasparov, che è un grande giocatore d'attacco, forse non è la cosa migliore in assoluto. L'idea è semplice, quella di giocare D5,
giocare anche il pedone C6 e una volta che il pedone sarà in D5, quindi immagina insieme a me, il cavallo farà cavallo in C6, si riposizionerà in D6 dove da D6 avrà questo bellissimo avamposto piuttosto che questo bellissimo avamposto. Quindi l'idea del cavallo è fargli fare 1, 2, 3 mosse, o andare qui o andare qui, supportato ovviamente dal pedone in D5. Carina assolutamente come situazione, ma bisogna vedere se è fattibile. H4, l'idea è quella di spingere il pedone e andare a chiudere quell'alfiere. H6, creando un piccolissimissimo indebolimento del proprio futuro arrocco corto. E ora, attenzione, qui una persona normale che cosa giocherebbe? Alfiere G2, sviluppi l'alfiere, minacci la torre, sembra tutto ok, ma qui Kasparov ci sorprende ancora con D5. Il senso di questa mossa D5 è un sacrificio di pedone, un sacrificio posizionale per rendere inoffensivo e innocuo questo alfiere. Questo alfiere non potrà mai svilupparsi, altrimenti si perde il pedone G7 con minaccio sulla torre e si perde tutti i pedoni dell'arrocco pian pianino ed è veramente una bruttissima situazione. Il nero accetta questo sacrificio, quindi Kasparov è sotto di un pedone, alfiere C2, C6 per cercare di solidificare la propria posizione. Ora il re avversario è ancora al centro, Kasparov decide di arroccare con l'idea di andare a mettere subito il prima possibile una torre su E1 per spingere poi in E4 al momento giusto. F6, questa mossa serve a rendere inoffensivo questo alfiere e crea anche una buona casa di ritirata per questo alfiere. Torre in E1, come dicevamo, si progetta di spingere in E4, alfiere in E7 cercando di completare il proprio sviluppo ed arroccare il prima possibile, ma non so se Kasparov lo permetterà. Donna in G4, la donna minaccia questo alfiere, che le opzioni sono due: o si ritira ma si perde il pedone in G7, o si gioca re in F7 che protegge sia questo alfiere che il pedone. Ok, il nero ha ufficialmente perso l'arrocco, adesso bisogna attaccare in tutti i modi possibili. H5 si minaccia questo alfiere che si ritira in H7 e adesso arriva il la spinta che tanto aspettavamo, la spinta del pedone in E4. Questo pedone aumenta il controllo sulla casa F5, la casa G6 è palesemente debole e ovviamente vuole portare in gioco anche la torre. D per E4, si stanno aprendo le linee e ora con quale pezzo cattureresti su E4? La cattura di cavallo non sembra particolarmente buona, la cattura di alfiere sembra buona ma viola un principio che è: quando tu sei in fase di attacco non lasciare che il tuo avversario cambi i pezzi, altrimenti il tuo attacco diventa più debole. Questo è quello che dice la teoria degli scacchi. Quello che però è in grado di fare un grande maestro come Kasparov è quello di filtrare la teoria mettendola al servizio della posizione singola. Ora, è vero che se il nero cambia gli alfieri toglie un pezzo attaccante, ma è anche vero che toglie un grande difensore che è questo alfiere difensore delle case chiare. Dunque il nero decide di catturare questo alfiere e ora si cattura con il cavallo. Bene, siamo arrivati in questa posizione. Il nero decide di giocare il cavallo C8 con l'idea di portarlo in gioco in qualche modo il prima possibile, magari prima spingendo in D5. Torre in avanti 1, entrambe le torri sono potentissime. Torre in A7. L'idea di torre in A7 è quello di proteggere il punto D7, ma più a lungo termine di cercare di controllare tutta la settima traversa. E ora ti lascio qualche secondino per cercare di trovare la prossima mossa del bianco. La mossa che gioca Kasparov adesso è semplicemente la fantastica cavallo per F6. Ora qui il nero cattura con il pedone,
Perché non si poteva catturare con l'alfiere? Poiché a seguito di questa cattura avremmo avuto donna G6, re in F8, cambio dell'alfiere, G per F6 perché non si poteva catturare di donna, perché semplicemente c'era questa bellissima entrata con matto di torre, quindi G per F6 e ora semplicemente torre in E6, non si può catturare la torre altrimenti si perde la donna e questa torre aumenta la posizione su questo punto che cadrà e quindi comunque sia il nero perderà la donna brevemente. Ecco perché non si può catturare, torniamo indietro, non si può catturare con l'alfiere, ma giustamente il nero cattura di pedone. Su questa cattura c'è donna G6, re in F8 e adesso ti lascio altri 10 secondi per cercare la prossima mossa del bianco. La mossa che viene giocata è alfiere in C1. Sembra una mossa lenta, probabilmente ti sarebbe venuto in mente di attivare le torri tramite manovre di questo tipo, ma anche questa è veramente forte. Si minaccia ovviamente il punto H6, i pezzi come le due torri e il cavallo del nero sono totalmente inoffensivi, D5. D5 serve per cercare di avere più controllo sulla settima traversa e ora, prima di catturare su H6, Kasparov si assicura di portare tutti i pezzi in gioco. Torre D4 con l'idea di andare in G4, supportare le entrate di donna per esempio in G7 o in G8 qualora la torre non sarà più presente. Cavallo D6, sembra che il nero sia riuscito a trovare il modo per portare i propri pezzi in difesa. L'unico vero problema del nero è questo alfiere. Finché non se ne va questo alfiere, ops, ho sbagliato, finché non se ne va questo alfiere la torre non riesce ad entrare in difesa, insomma è un vero problema quell'alfiere. Torre G4 è la mossa che viene giocata e ora viene giocata cavallo in F7. L'idea è quella del cavallo di cercare di chiudere un po' la posizione il prima possibile, ma ora alfiere per H6, l'avresti mai detta? Ora la mossa che gioca il nero è re in E8. Qualsiasi tipo di cattura su questo alfiere perderebbe la posizione. Per esempio, se cattura di torre c'è direttamente il matto con donna in G8. Se cattura di cavallo, la sequenza è un pochettino più lunga, ma va a finire più o meno allo stesso modo, cioè il nero perde un sacco di materiale. Donna G7 scacco, re in E8, donna per H8 scacco con attacco doppio, re D7 e ora si perde anche questo cavallo. La situazione del nero è veramente pessima, il bianco ha la qualità e ha questo pedone che andrà a promozione a breve. Dunque su alfiere per H6 scacco il nero non cattura con l'alfiere ma gioca re in E8, sembra una buona posizione, adesso trova ancora la mossa vincente del bianco. Probabilmente avrei visto donna per F6 e la donna ovviamente non può essere catturata poiché c'è la torre che inchioda questo alfiere, ma non è la mossa migliore. La mossa migliore è alfiere G7 con l'idea di minacciare questa torre, con l'idea di catturare su F6, ma soprattutto con l'idea di portare questo pedone a promozione. Qui il nero abbandonò. Come poteva continuare la partita? Per esempio torre in G8, questa torre si salva un attimino, ma adesso c'è H6, questo cavallo ovviamente non può catturare poiché è inchiodato, poi si spinge, si minaccia la torre e poi si spinge, si va a promozione. Dunque in questa partita abbiamo visto la furia di Kasparov che ha giocato con una precisione ma soprattutto con delle mosse veramente, veramente eccezionali. Bene, spero che anche questo video ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, commentare, a condividere con i tuoi amici e noi ci vediamo sempre domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!